Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Appuntamento su un'app di incontri si trasforma in un incubo a Palermo. Una turista americana di 18 anni denuncia una violenza. Indagini in corso per rintracciare l'uomo identificato tramite un profilo social. Palermo, l'autopsia prevista domani aiuterà a chiarire come è morta Gerda Caruso, 50 anni, trovata cadavere in casa. I familiari ipotizzano l'avvelenamento puntando il dito sul marito indagato per omicidio. In carcere il Santone, arrestato a Gibilmanna nel Palermitano. I bambini di 7 e 11 anni che vivevano nella sua comunità vengono ora assistiti dalla Procura dei minori di Palermo. Tragedia nel Mediterraneo, 19 migranti morti di freddo al largo di Lampedusa dopo 2 giorni alla deriva. Tra loro anche un bambino, salvate 58 persone, mentre sull'isola si lavora per l'assistenza ai sopravvissuti. Sit-in all'aeroporto di Catania contro il caro voli. I pendolari protestano per le tariffe alle stelle durante il periodo pasquale. Intanto è partito da Torino il treno Sicilia Express a prezzi calmierati. Caccia alle uova magiche per bimbi delle pazienti in corsia. Una giornata di sorrisi e allegria all'ospedale Cannizzaro di Catania. Calcio, sfida al Barbera nel giorno di Pasqua per il Palermo che affronta l'Avellino dell'ex Ballardini. Pochi dubbi sulla formazione per Inzaghi. Serie C, lunedì di Pasqua al Massimino arriva il Picerno. Fondamentali 3 punti per avvicinarsi alla certezza matematica del secondo posto. Ben trovati. Una turista americana di 18 anni in vacanza a Palermo, vittima di una violenza sessuale. I due conosciutisi sull'app Tinder si sono dati appuntamento in un albergo. Poi il no e la violenza, questo secondo il racconto della ragazza che ha denunciato appunto l'uomo. Sentiamo Desiree Ferlito. Un appuntamento nato su un'app di incontri trasformato in un incubo. Vittima una turista americana di appena 18 anni che a Palermo racconta di aver subito una violenza sessuale da parte di un uomo. Secondo quanto riferito agli investigatori, i due si sarebbero dati appuntamento in una struttura ricettiva del capoluogo. Un primo momento consenziente, poi il rifiuto della ragazza di proseguire. È lì che l'uomo, ignorando il no della giovane, avrebbe abusato di lei. La ragazza sotto shock è riuscita a chiedere aiuto ad altri presenti nella struttura, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato. Immediato l'intervento della polizia, che ha avviato le indagini e disposto il trasferimento della vittima al policlinico per gli accertamenti sanitari. La ragazza in vacanza con un gruppo di amici stranieri ha fornito agli investigatori elementi utili, incluso il profilo social dell'uomo ora ricercato. Della vicenda è stato informato anche il Consolato degli Stati Uniti in Italia, che sta seguendo il caso garantendo assistenza alla giovane. A Palermo resta ancora da chiarire la morte di Gerda Caruso, trovata senza vita nella sua casa. Si è trattato di un malore o un femminicidio? I parenti della vittima denunciano. Secondo loro è stato il marito che l'avrebbe avvelenato. L'uomo, appunto, lo ricordiamo, indagato al momento per omicidio, ma si difende, dice di non avere fatto nulla alla moglie. Marco Gullà. Un giallo che verrà probabilmente risolto nella giornata di domani tramite l'autopsia. È mistero sulla morte di Gerda Caruso, 50 anni, trovata senza vita nella sua casa di via Maccionello, a 2 passi dall'ospedale Cervello a Palermo. Sul corpo, almeno dopo la prima ispezione del medico legale, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Ma i familiari non credono a una morte naturale e accusano il marito, arrivando a parlare di un possibile avvelenamento. Non sappiamo le motivazioni per cui i familiari della presunta vittima possano aver ipotizzato un avvelenamento da parte del signor Greco. Sappiamo che ci sono stati in questi anni molti dissapori tra le due famiglie e sul corpo non sono stati ritrovati segni di violenza, per cui l'ipotesi di avvelenamento potrebbe
essere l'unica plausibile. Gli avvocati della famiglia Caruso hanno invece inviato una nota in cui sostengono che la querela è stata presentata esclusivamente con l'obiettivo di ottenere risposte chiare e complete in merito ai fatti. L'esecuzione dell'autopsia, aggiungono, comprensiva degli esami tossicologici, rappresenta pertanto un atto dovuto e necessario affinché la giustizia possa seguire il proprio corso. Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare dell'autotrasportatore e acquisito la documentazione sanitaria della donna che soffriva di diabete e di problemi cardiaci. Il caso del cosiddetto Santone di Gibilman in provincia di Palermo, l'uomo arrestato si trova in carcere, gli investigatori seguono l'iter dei soldi, delle donazioni effettuate alla comunità, mentre la Procura dei minori di Palermo si sta occupando dei due bambini di 7 e 11 anni cresciuti in un casolare diroccato e nell'analfabetismo. Maglio Viola. Non studiano, non vanno a scuola, non socializzano con altri, né adulti né bambini. A stento sanno contare fino a 20. Vivevano così in un casolare diroccato senza acqua corrente né riscaldamento. Sono le condizioni di due bambini di 7 e 11 anni allontanati dalla comunità di Scianti a Gibilmanna, il Santone arrestato ieri su ordine della Procura di Termini Imerese. Su dove si trovino i bambini adesso vige il più stretto riservo, ma sono assistiti e curati, dicono alla Procura dei minori di Palermo. I piccoli erano parte di una comunità di una quindicina di persone nel territorio fra i boschi di Gibilmanna, poco lontano da Cefalù, ma la comunità siciliana è soltanto una di quelle gestite dal Santone, che ha seguaci in Inghilterra, Germania, Scozia, ma anche in Centro America e a Dubai. Lui invece vive nel lusso, le sue comunità vengono invece private dei beni essenziali per vivere alla ricerca di se stessi, secondo una filosofia che ha coinvolto tanti. L'indagine è partita dalla denuncia del nonno del bambino di 11 anni, un imprenditore termitano che ha raccontato delle spese folli della madre del piccolo, sua figlia, e della circuizione della donna da parte del Santone. La procura indaga per circonvenzione di persone fragili. L'arresto è scattato dopo che il Santone è stato interrogato. Agli inquirenti Mark Ravikirar Kopikar, questo è il suo vero nome, si è presentato in abiti di lusso, in netto contrasto con la povertà assoluta delle sue comunità in Sicilia, come nel resto del mondo. Cambiamo pagina, immagini da film. Nella notte scorsa nel Catanese, a Mascalucia, un bancomat è stato preso di mira, prima l'esplosione, poi la fuga, ma il colpo fallisce e così è scattato l'inseguimento dei carabinieri. È stato arrestato uno dei 4 rapinatori. Sentiamo. Sembra quasi un film d'azione, ma è quel che è successo nella notte in un bancomat a Mascalucia, sotto l'occhio attento delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto. Attimi concitati, il boato, poi la fuga e l'inseguimento a tutta velocità tra le strade della città, conclusosi con un arresto. Erano circa le 3 di notte quando un gruppo di 4 malviventi con il volto coperto, come vedete in queste immagini, ha tentato di far saltare uno sportello automatico in via Roma utilizzando la cosiddetta marmotta, un ordigno artigianale capace di provocare esplosioni violente. Ma il piano è fallito quasi subito. L'allarme alla centrale operativa ha fatto scattare in pochi istanti il dispositivo di controllo del territorio. Le gazzelle del nucleo radiomobile hanno subito intercettato uno dei veicoli in fuga, dando vita a un inseguimento serrato. La corsa si è conclusa in via Calvario, nel quartiere San Giovanni Galermo, dove il conducente, un 43enne di Francofonte, poi arrestato, ha perso il controllo dell'auto, risultata poi rubata. Sul posto anche artificieri e investigatori scientifici che hanno messo in sicurezza l'area e recuperato un secondo ordigno inesploso. Proseguono le indagini per individuare gli altri 3 complici. A Lampedusa, dopo il naufragio e la morte di 19 migranti, rispetto, silenzio, ma anche la verità è quanto chiede il sindaco Mannino dopo un'altra tragedia, 58 i profughi salvati dalla Guardia Costiera. Laura Spanò. Dopo la tragedia in mare con i 19 migranti uccisi dal freddo in balia delle acque gelide del Mediterraneo a Lampedusa si lavora per l'accoglienza. Erano partite da Libia e volevano raggiungere le coste italiane. 19 di loro, tra cui un bambino, sono morti di ipotermia, intossicati dai fumi del carburante nella notte tra martedì e mercoledì. All'arrivo sul molo Favarolo lo strazio di chi ha soccorso i migranti avvolti nelle coperte termiche, un bambino riscaldato dall'abbraccio di una volontà, un recupero segnato da condizioni meteo
proibitive dal freddo pungente che ha trasformato il viaggio verso l'isola in una lenta agonia. 7 di loro sono ricoverati al polo ambulatorio di Lampedusa e 5 in gravi condizioni, ma fuori pericolo di vita. Uno dei ricoverati è un bambino di appena 1 anno. Su di lui veglia una donna, ma non è sua madre. Sull'ultima tragedia intervenne il sindaco di Lampedusa, Mannino. Lo Stato è presente con gli uomini e le donne delle nostre forze dell'ordine. Hanno dimostrato professionalità, umanità e coraggio. Di altro tenore la Commissione per le migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e Fondazione Migrantes. Nonostante questo dramma, il governo continua a navigare nell'indifferenza e l'Europa è sempre più disinteressata. Dall'inizio del 2026 si contano 831 migranti dispersi nel Mediterraneo. Cede la strada Madonna dei Casi a Carini, nel Palermitano, dove alcune famiglie sono rimaste isolate dopo ore di pioggia intensa. Sul posto, ecco, vedete nelle immagini quanto accaduto, i vigili del fuoco, la protezione civile, mentre disagi e allagamenti si registrano anche a Palermo con diversi interventi di soccorso agli automobilisti. Basta caro voli. Questa mattina il sit-in di protesta all'aeroporto di Catania, organizzato da studenti e lavoratori pendolari per protestare contro le tariffe esorbitanti delle compagnie aeree in occasione delle feste pasquali. Luca Ciliberti. Rientrare a Pasqua è risultato proibitivo per molti siciliani, tariffe oltre 500 euro se si sceglie un volo diretto oppure con costi più bassi ma facendo uno di quegli scali improbabili all'estero. Stamattina nell'area arrivi dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania numerose associazioni, sindacati e studenti hanno organizzato un sit-in di protesta contro il caro voli che pesa direttamente nelle tasche dei pendolari che non riescono a programmare con largo anticipo il rientro per le feste. Chiediamo sono risposte concrete e strutturali perché l'emergenza fa sì che i costi siano talmente esorbitanti che decine di migliaia di siciliani non possono rientrare a casa. Non è una dinamica di mercato normale perché noi non abbiamo alternative al trasporto aereo. Troppo spesso gli studenti, nello specifico i fuorisede, ma tutti gli studenti siciliani sono dimenticati. In questo noi siamo siciliani, siamo isolani ma siamo italiani e quindi abbiamo il diritto a poterci muovere nelle altre regioni d'Italia esattamente come tutti gli altri cittadini. Nel corso della manifestazione è stato infatti ribadito come il problema del costo esoso dei biglietti aerei da e per la Sicilia non possa essere affrontato con misure temporanee o emergenziali, ma richiede una strategia a lungo termine capace di incidere realmente pur rispettando le regole del mercato. Chiediamo soluzioni strutturali perché da questo punto di vista non si può neppure rinunciare alle risorse che vengono dalla Comunità Europea per destinarle alla difesa invece che investirle ancora di più nelle nostre energie che sono quelle delle giovani e dei giovani siciliani. Stamattina è partito da Torino il Sicilia Express, il treno organizzato dalla regione siciliana a prezzi calmierati per dare una risposta al problema del caro voli. Biglietti esauriti in pochi minuti dopo l'apertura della vendita, il treno arriverà domani in Sicilia, prima a Messina per poi dividersi in direzione Siracusa passando per Catania e Palermo. È stato un successo il primo caso per la nuova rete regionale per la gestione dei tessuti oculari d'urgenza, attiva da poche settimane in Sicilia. Una collaborazione tra strutture sanitarie che ha permesso di salvare l'occhio di una paziente. Ma sentiamo Veronica Barbarino. Un intervento d'urgenza delicatissimo è una corsa contro il tempo conclusa con successo in 2 ore grazie alla collaborazione tra strutture sanitarie. All'ospedale Guzzardi di Vittoria un uomo di 43 anni è arrivato in pronto soccorso con una grave perforazione e assottigliamento della cornea. Una criticità che avrebbe compromesso in modo irreversibile l'integrità dell'occhio e la vista. Bisognoso di un trapianto d'urgenza, grazie alla nuova rete regionale per la gestione dei tessuti oculari d'urgenza, attiva da poche settimane in Sicilia, è stata reperita e consegnata una cornea da donatore. Il tessuto richiesto tramite la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e distribuito dal centro di Caltagirone ha permesso quindi ai medici di eseguire tempestivamente il trapianto, salvando l'occhio del paziente. Nell'arco di poche ore siamo riusciti ad avere questo tessuto e effettuare il trapianto nel più breve tempo possibile, altrimenti, come succedeva in passato, avremmo dovuto aspettare alcuni giorni con tutti i rischi
annessi e connessi per eseguire questo intervento. Il paziente oggi controllato sta molto bene. Un esempio concreto di sanità che funziona e restituisce speranza ai pazienti. Stiamo realizzando una rete capillare coinvolgendo i colleghi di tutta la Sicilia e tutte le ASP affinché la Sicilia possa diventare autonoma nel campo delle donazioni delle cornee e quindi anche si possa realizzare una banca degli occhi nel giro di poco tempo, di pochi anni. A Catania parte il servizio integrato per il ripristino e il decoro delle piazze e delle aree ludico-sportive vandalizzate o danneggiate dal maltempo. Tonino De Mana. Vandalizzate, distrutte o danneggiate dal ciclone Harry, ma pronte a risplendere e soprattutto ad essere preservate. Catania rilancia nel progetto Spazio Sport, fortemente voluto dall'ex assessore Parisi, con l'introduzione di un servizio integrato per il ripristino e il decoro delle piazze e delle aree ludico-sportive. Si comincia da piazza Leonardo Sciascia, proprio di fronte al lungomare, in una delle aree più frequentate da bambini, famiglie e sportivi. Alle 10 in punto scatta l'operazione decoro, presente il sindaco Trantino. Diamo anche l'impressione di un intervento riparatorio rispetto a beni che non possono essere lasciati all'incuria o al degrado. Quindi non solo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche manutenere quanto basta perché quel che abbiamo fatto di bello non possa essere poi disperso. L'iniziativa riguarda una rete ampia e articolata di spazi pubblici che prevede interventi a Piazza Nettuno, al Parco Gioeni e al Villaggio Sant'Agata. Il servizio, finanziato con fondi della tassa di soggiorno, prevede lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di fruibilità e sicurezza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo poi con una delle iniziative adottate nella giornata mondiale contro l'autismo. Seconda parte di Sicilia 24, momento di inclusione, quello che si è svolto questa mattina in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo organizzato dall'associazione Redivivi a Bagheria nel centro Acuna Matata, un momento di socialità per fare conoscere anche le condizioni di fragilità sociale che vivono le famiglie. L'incontro è stato pensato per diffondere la cultura dell'inclusione e per sensibilizzare la comunità sul tema dell'autismo e sul rispetto delle diversità. Adesso vi raccontiamo di una caccia alle uova magiche, divertimento e sorrisi nel piazzale del reparto oncologia del Cannizzaro di Catania, oltre 400 le uova in palio. Tonino De Mana. 3, 2, 1 e via. Nel piazzale del reparto di oncologia medica dell'ospedale Cannizzaro di Catania è tempo di caccia alle uova magiche, un'iniziativa che coniuga sorrisi, divertimento, unione, comunità, sostegno e cura. La malattia si vince anche così. Tra cespugli, finestre, sul prato, dietro coloratissimi cartoni, si cerca ovunque, si sgomita. L'obiettivo è trovare più uova possibili. Chiara, ma quante uova hai trovato? Tante. Ma erano difficili da trovare? No. E dove erano nascoste? Il giardino. Soddisfatti gli organizzatori. Per Giussi Scandurra, primario di oncologia medica, è una festa doppia. È stata veramente un bellissimo compleanno e questa è la quinta edizione delle cacce alle uova dell'ospedale Cannizzaro, in cui veramente viviamo un momento magico in un luogo che è solitamente dedicato ad altro, in cui portiamo i bambini, figli dei nostri pazienti, ma anche i nostri bambini, per vivere un momento di comunità. Gli fa eco Anna Maria Motta, presidente di Acto Sicilia. Tanta partecipazione ed è un modo appunto per rallegrare quello che è un luogo ospedaliero. Bisogna andare oltre le cure, bisogna supportare i pazienti oncologici a 360 gradi. Un momento di condivisione fuori dai reparti, all'aria aperta, per affrontare la malattia con leggerezza. Andiamo ad Agrigento per mostrarvi un'esposizione di pani e dolci pasquali per celebrare la tradizione, la fede, ma anche l'identità locale. Davide Sarto. Agrigento riscopre il gusto della tradizione e lo fa attraverso i simboli più autentici della Pasqua, pane e dolci che raccontano storia, fede e identità.
Un viaggio tra forme, profumi e significati antichi nel cuore del centro storico. In via Atenea prende vita l'esposizione dedicata ai pani e ai dolci pasquali, promossa dalla Camera di Commercio insieme all'Associazione dei Panificatori. Un'iniziativa che valorizza il lavoro artigianale e riporta al centro produzioni legate alla memoria collettiva del territorio. I pani sono i cosiddetti panareggia con l'uovo, che sono quelli tradizionali che mi ricordo fin da bambino ci sono sempre stati, e poi i dolci, la cassata siciliana che è tradizionale per Pasqua, e gli agnelli pasquali appunto, e le colombe. Un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione tra riti religiosi e gesti quotidiani che resistono nel tempo. Spero che questa mostra sia di stimolo alle altre attività per fare in modo che i nostri prodotti vengano sempre di più conosciuti nel mondo, in maniera di poter avere un ritorno economico, d'immagine e culturale. Non solo una mostra, ma un racconto che unisce tradizione e cultura, valorizzando un simbolo profondo dell'identità agrigentina. E adesso un'altra pausa, poi rientriamo con il calcio, inizieremo con il Palermo che giocherà proprio la domenica di Pasqua. A tra poco. Siamo al calcio, iniziamo con la Serie B, il Palermo nel giorno di Pasqua affronterà l'Avellino. Inzaghi non ha particolari dubbi sulla formazione da schierare. Marco Gullà. In vista della volata finale per la Serie A, il Palermo punta tutto sul fattore Barbera per colmare il distacco di 4 lunghezze dal secondo posto, potendo contare su 3 delle ultime 6 sfide di campionato proprio tra le mura amiche contro Avellino, Cesena e Catanzaro. Domenica, nel giorno di Pasqua, Rosanero in casa contro gli Irpini alle 19:30. La formazione di Inzaghi ha un solo obiettivo: vincere e sperare che il Frosinone non faccia altrettanto nel match che giocherà contro il Padova. Incroci e speranze, anche perché la formazione rosanero poi giorno 10 sarà impegnata sul campo del Frosinone per la partita più importante della stagione. Inzaghi lavora su assetto tattico e formazione in vista di domenica. Il tecnico dovrebbe tornare alla difesa a 3. In avanti invece ci sarà ovviamente spazio per Poyampalo, tornato dall'esperienza con la sua Finlandia. A supporto Palumbo e uno tra Jonsen e Ledoiron, con il francese in vantaggio. A centrocampo si va verso la conferma della coppia Ranocchia-Segre con Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. Al Barbera tornerà l'ex Davide Ballardini, allenatore rimasto nel cuore dei tifosi rosanero. Il Catania adesso che lavora per la partita di lunedì con il Picerno in vista dei play-off. Mancano alcuni rientri per consegnare a Viali tutte le alternative di cui disporre. Marco Carli. Il bello delle alternative. Già lo si è verificato nell'ultimo match, il 4-2-3-1 di Viali con alcune rotazioni. Celli come esterno basso a sinistra che ha dato fiato a Donnarumma. Poi a partita in corso Carnielutti che è tornato protagonista dopo 9 gare in panchina e l'esordio negativo in maglia rossa-azzurra ma in una difesa a 3 avvenuto a Potenza col Sorrento. A centrocampo Di Noi ha concesso respiro a Quaini che dopo le prime 4 saltate per squalifica ha impiegato poco tempo a riprendersi il posto da titolare, saltando solo altre 2 gare ancora perché appiedato dal giudice sportivo. In difesa poi ci sono altre alternative come ad esempio Allegretto e Pieraccini. A centrocampo c'è Corbari. Con il rientro di Cicerelli il reparto dei trequartisti vive di abbondanza e presenta giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento. In tal senso il passaggio al 4-2-3-1 aumenta la chance di essere incisivi, così come dimostrano gli ultimi gol di Bruzzaniti. Manca, se si eccettua il Jolly Lunetta, l'alternativa a Caturano, ma Forte lavora per rientrare nelle ultime 2 o 3 della stagione regolare e di essere in forma per i play-off. Il progetto di Viali e del club di avere un Catania al massimo per gli spareggi promozione passa anche dalle alternative e dalla volontà di renderle protagoniste. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.